Diamo il benvenuto al Ministro Giulia Grillo. Con noi siamo reduci da una brevissima visita al Studio Sinai. C'è musica? Sì. Possiamo toglierla? Perfetto. Salutiamo anche il nostro candidato alla presidenza della regione, Francesco De Soli. Parliamo anche con i nostri ospiti stasera, i nostri imprenditori, con la dottoressa Bruna Mori, che è consigliera Movimento 5 Stelle del Comune di Iglesias. Presidente delle gruppi. Parleremo oggi di sanità, una breve premessa, forse mi tocca, sulle condizioni della sanità nel nostro territorio, perché partire dal fatto e dall'esistente è la base per programmare e pensare soluzioni. Come sindaco e quindi responsabile della salute dei cittadini, non posso non prestare la voce per manifestare la grave preoccupazione per lo stato in cui versa, soprattutto nel nostro territorio, la sanità. Il diritto alla salute, che è un diritto fondamentale della persona, è un diritto costituzionalmente riconosciuto che però troppo spesso, ormai da anni, sembra degradare al rango di mero interesse legittimo, cioè sacrificabile in presenza di altri interessi, per lo più economici, della pubblica amministrazione. Questo sta accadendo ormai da anni con la legislazione sanitaria regionale e nazionale, che è improntata per lo più, secondo una certa logica ragionieristica, a effettuare un risparmio, a cercare di coprire il deficit che la nostra regione soprattutto ha accumulato negli anni. E per far questo si tagliano indiscriminatamente i servizi sanitari, si diminuiscono i posti letto, e così quello che è un diritto soggettivo alla degenza ospedaliera, ad avere le cure in emergenza, al partorire in sicurezza, diventa sempre più una aspettativa legata a condizioni per lo più di speranza e non di certezza. Con l'apprestarsi di questa legislazione che sta finendo nella nostra regione, di questi 5 anni di giunta regionale, le speranze erano tante che si potesse mettere mano ai mali cronici della sanità, che già avevamo accumulato ampiamente. Ma questi 5 anni hanno prodotto una concentrazione sul riordino, sulla risistemazione della sanità, che è partita dalla costituzione dell'ATS, dell'Azienda per la tutela della salute unica. Vengono quindi cancellate improvvisamente 8 ASL, da 8 ASL si passa alla unica ATS, unico centro di programmazione sanitaria. Parlo di programmazione sanitaria non a caso, perché è anche dato capire come un'unica persona che gestisce tutto questo enorme patrimonio della sanità, che copre il 54% della spesa del bilancio regionale, è in mano ad un'unica persona. Dobbiamo capire quindi quanto ancora si possa parlare in capo alla regione di una residua capacità e potestà programmatoria. Questo non è dato sapere. Questo è l'inizio della riforma della sanità nella nostra regione, proseguita col riordino della rete ospedaliera. Un riordino della rete ospedaliera che ha una prima criticità in partenza, quella
cioè di costruire una rete ospedaliera per un ricorso appropriato alle cure ospedaliere, senza però creare l'alternativa all'ospedale, ossia la medicina territoriale. Quindi la costruzione delle case della salute, ad esempio, e tutto quanto serve per diagnosi, per la prevenzione della medicina territoriale, viene rimandato e si passa subito a riorganizzare la rete ospedaliera, e lo si fa abbattendo, cancellando reparti, trasferendo sanitari da una parte all'altra e creando, più che un riordino, una disorganizzazione di tutta la rete ospedaliera. Il fallimento di questa riforma è anche, dicevo, sia nel punto di partenza, cioè prevedere un riordino della rete ospedaliera senza prevedere l'alternativa all'ospedale, ossia la medicina sul territorio. Ma anche, è grave, spero che una politica improntata ai principi e ai valori del Movimento 5 Stelle, che parte da una democrazia partecipata, possa porre rimedio. Questo riordino della rete ospedaliera è partito, è stata calata dall'alto senza alcun coinvolgimento, senza alcun ascolto delle parti sociali rappresentative dei territori, senza nessun ascolto delle associazioni di categoria. Si è preso un DM nazionale, il DM 70 del 2015, e lo si è calato di botto in una realtà che poco si confaceva alla richiesta degli standard previsti nel DM 70. C'è da divertirsi parecchio, perché qualunque norma di carattere generale astratto che non venga adeguata al contesto oggettivo dove deve essere applicata è di per sé stessa una norma illegittima, se non anticostituzionale. Tanto più che il DM 70 prevedeva all'articolo 3 un ulteriore rafforzamento della necessaria compatibilità della normativa degli standard previsti a livello nazionale con quelle che sono le caratteristiche del territorio. Si diceva che le regioni, si dice che le regioni a statuto speciale devono applicare la normativa secondo il criterio guida della compatibilità, e la Sardegna è una regione a statuto speciale. E si dice anche, e anche ciò vale anche per le regioni che si pagano, si caricano il peso della sanità autonomamente, e la Sardegna è una regione che si paga la sua sanità. Quindi c'erano queste condizioni che erano più che sufficienti per guidare il legislatore locale, regionale, a un'applicazione di questi standard secondo criteri un pochettino più larghi e che tenessero conto delle peculiarità del nostro territorio. Quindi dispiace, il Ministro Grillo tornerà e potrà verificare qual è lo stato della nostra viabilità dei trasporti pubblici, qual è la densità demografica, qual è le caratteristiche della nostra tessuto sociale, anziano, malato. Siamo in un territorio, un SIN, ad alta esposizione di inquinamento e di malattie tumorali, e manca un registro tumorale nel nostro territorio. Si procede quindi con questa riordino della rete ospedaliera che ha causato un malcontento sia dei cittadini sia degli stessi operatori sanitari, dei tecnici, ma soprattutto il legislatore ha continuato in questo riordino, nonostante la bocciatura del TAL, del Consiglio delle Autonomie Locali, avvenuto prima che il disegno di legge passasse in Consiglio regionale, e dove il CAL è l'organo rappresentativo degli enti locali, sono rappresentati tutti i territori della Sardegna e unanimamente si erano espressi per una bocciatura di questa riordino della rete ospedaliera. Si è andato avanti, ci è stato detto che non abbiamo capito veramente i criteri e i principi ispiratori, riforma che però è stata bocciata, comunque non è passata al governo. Lì c'è stato istituito un tavolo per il monitoraggio del DM 70 2015, all'assessore alla sanità erano stati chiesti determinati adempimenti entro il 30 ottobre
2018, di questi adempimenti in cui io non so più niente. Si è fermato tutto perché stava finendo anche il periodo della legislatura. In questi 5 anni di questo si è fatto, 2 leggi per la sanità disastrose e niente si è fatto per cercare di porre rimedio ai livelli essenziali di assistenza, che ormai non sono più garantiti, perché quando un cittadino deve aspettare 154 giorni per una visita cardiologica, non parliamo più di diritto alla sanità. Questo è stato totalmente eliminato. Ecco, le liste d'attesa hanno ancora tempi biblici. Abbiamo visto una improvvisa riviviscenza del legislatore regionale, grazie all'impulso dato dal Ministero della Salute, che nel giugno dello scorso anno ha affrontato un piano strategico per l'abbattimento delle liste d'attesa, dandosi tempo 6 mesi per vedere i primi risultati. Sono passati 8 mesi, sta finendo la legislatura e ancora i risultati sono veramente irrisori. Non si sosono affrontate le misure per l'abbattimento delle liste d'attesa, ossia la famosa classe di priorità nelle ricette. Io personalmente nella ricetta del mio medico mi ha fatto UVV, tutte quante le classi di priorità, perché non funziona. Non sono state ancora create le agende separate per la prima visita e la visita di controllo, e l'unico rimedio che un po' ha dato un po' di respiro a qualche branca specialistica sono state l'elargizione di qualche ora in straordinario agli specialisti convenzionati. Tutto qui. Questo è lo stato della nostra sanità, gravissimo. Ritengo che la sanità sia una tematica prioritaria a tutto, una precondizione per poter esercitare qualsiasi diritto, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto a tutto. Se manca la salute non si può fare niente. Ritengo quindi che da qui bisogna partire per una sanità che consideri un principio essenziale, innanzitutto, quello di non considerarla come un strumento di potere, di gestione di posti di lavoro, di appalti alle varie della sanità, così come pure la nomina dei manager, che dipende esclusivamente da scelte politiche che prescindono del tutto da criteri meritocratici. Vedo che siamo lontani da un'idea di politica della sanità che tenga veramente conto della essenzialità di questo diritto. Si è constatato che oggi, a fine legislatura, la preoccupazione dei nostri amministratori della sanità è quella di nominare i vari dirigenti delle varie strutture, fare questi spostamenti a riparo, visto che sta per instaurarsi una nuova giunta, e rimandano ancora del tutto inaffrontati i problemi fondamentali della sanità. Io questo da dire, prima di dare la parola al Ministro Grillo, che tanto ha fatto per quanto riguarda alcuni aspetti, quelli che ho menzionato, volevo un aiuto della nostra relatrice Bruna Moi, consigliere del Movimento 5 Stelle di Iglesias, nonché pediatra di Libera Scelta, per affrontare ancora meglio la tematica. Grazie. Diciamo che tra un po' non mi perché il sindaco ha illustrato benissimo quello che è la riforma sanitaria approvata, finalmente mai applicata.
mi auguro, non ci riesco, si muove molto e non ce la fa fare più. Allora, stavo dicendo, mi ha preceduto e ha detto praticamente quello che io avevo già intenzione di dire. Mi è rimasto da dire un'altra cosa, spero tanto che non rivinca una giunta centro-sinistra, visto che ha ricandidato Aldo e che quindi farà di tutto perché questa riforma sanitaria non venga nemmeno. Cosa dire della riforma sanitaria che non ha già detto il nostro sindaco? Allora, io sono un pediatra di base, quindi lavoro nel territorio. Sono di Gresia, sono 25 anni che faccio il pediatra. In 25 anni, soprattutto a Iglesias, no, perché non mi sentite? No, giù no. Giù no, non mi sentite, vabbè, mi soffermo qui, giù no. Dicevo, sono 25 anni che faccio il pediatra e ad Iglesias ho visto passare di tutto e di più. Siamo partiti da un ospedale pediatrico, funzionava alla grande, adesso siamo arrivati a come posso definirlo, un bombardato che forse rende bene l'idea che è il nostro CPO. Allora, la riforma sanitaria ha previsto che nel nostro territorio, parlo del territorio e quindi parlo di Iglesias, Carbonia, che rappresenta il sud siciliese, sud Sardegna, così quelle mie. Allora, il nostro territorio ha ottenuto con la riforma sanitaria un DEA di primo livello, suddiviso nei due territori. Ad Iglesias esiste il DEA di primo livello per il programmato, a Carbonia esiste il primo livello per le urgenze e le emergenze. Questo perché? Perché bisognava diminuire gli sprechi e quindi non potevamo continuare ad avere la pediatria noi ad Iglesias e la pediatria a Carbonia, non potevamo avere un punto nascita ad Iglesias e un punto nascita a Carbonia, una chirurgia a Carbonia e una chirurgia a Iglesias. Discorso che, se volete, da operatore medico, posso anche dirvi, può essere anche corretto, perché chiaramente se non ci sono i numeri è inutile che tu mi tenga 2 chirurgie, che mi tenga 2 pediatrie e pediatrie rilasciate, visto la struttura del nostro territorio, e quindi ci può anche stare. Però razionalizziamo questi risparmi, cioè facciamo in modo però che il territorio continui ad avere quello di cui ha necessità. Ora noi ci ritroviamo col CPO di Iglesias che, ripeto, è un bombardato, mi dispiace che non l'abbia visto. Siamo riusciti a farvi aprire il nuovo pronto soccorso, che non è comunque operativo, perché dalle 20 nessuno pensi di andare, perché non ci sarà più nemmeno una stabilizzazione. Questo è nel progetto della nostra riforma. Abbiamo, sì, è vero, un reparto di ostetricia e di ginecologia che siamo riusciti a portare via a Carbonia finalmente, perché non è ancora in grado di dare un parto con analgesia. Non viene nessuno a partorire. Abbiamo un reparto che è un fiore all'occhiello. Chi l'ha visto dice che è più bello di quello di Monserrato, che comunque ha 1000 nascite all'anno. Noi, se siamo fortunati, ne abbiamo 300. Non possiamo fare il parto in analgesia, non siamo in grado di garantire l'assistenza in emergenza al neonato alla mamma, ma che forse quello non c'è nemmeno in tutta la Sardegna. Ma non siamo in grado di trasferire il bambino in sicurezza, perché l'ambulanza non è in grado di legare una culletta termica. A questi livelli siamo a chirurgia programmata. Se riusciamo a fare un'unghia incarnita è troppo, perché da noi c'è il quick surgery, quindi dal venerdì i reparti sono chiusi: chirurgia, otorino, ostetricia no, chirurgia, otorino e ortopedia. Non facciamo più nulla. I pazienti, chi ha soldi, vanno alle strutture private, convenzionate, e no, chi non ne ha rinuncia.
Ma questo però non è che poi contemporaneamente si è potenziato Carbonia, perché Carbonia non sta meglio di noi, perché chiaramente poi deve avere il nostro surplus. Gli mancano gli operatori, mancano i medici, mancano i infermieri, mancano tutti. Riforma sanitaria che per noi è ancora sulla carta, ma di fatto non è stata applicata per nulla. Dovremmo avere una sovrintensiva e non è stata ancora trasferita a CPO. Hanno speso i nostri soldi per fare questo CPO, ormai 10 anni ci stanno lavorando. Abbiamo 4 sale chirurgiche nuove, non sono ancora state aperte. Si fa un intervento per la branca alla settimana. È chiaro che poi ai numeri, perché tanto i cari politici, quelli che contano sono i numeri, è chiaro che poi i numeri non ce li abbiamo. Non possiamo fare un intervento, cioè massimo si fanno adesso 3 interventi di adenoidectomia, ma prima ne facevamo a bizzeffe, ora non li possiamo fare perché non c'è l'anestesista, perché non c'è la sala operatoria libera, perché non c'è questo, perché non c'è quell'altro. Sul nostro territorio non abbiamo più nulla, abbiamo un CTO e un SIAE che non sono in grado di funzionare. Reparto di pediatria, non possiamo più fare una visita allergologica, i bambini devono andare a Cagliari, non possiamo più fare una visita gastroenterologica, i bambini devono andare a Cagliari. Stiamo perdendo i nostri pazientini diabetici perché non possono seguire. Quello che voglio dire io spero sinceramente che finalmente ci sia questo cambiamento che tutti vogliamo, almeno apparentemente, sentendo la varia gente che parla, ma che ci sia un cambiamento che soprattutto, allora io chiedo che soprattutto si parli con chi lavora nel settore. Posso fare il mio lavoro di prevenzione se sono in grado di poter fare però degli accertamenti e non fra un anno, una fesseria, certificato medico sportivo per attività non agonistica, è saltato fuori che devono fare un elettrocardiogramma almeno. Sapete quanto ci vuole per far fare un elettrocardiogramma a un bambino? Mesi. Cosa faccio? Non gli faccio fare attività sportiva? Questo mi sembra veramente assurdo. Abbiamo un sacco di bambini con problemi di comportamento, disturbi scolastici, disturbi del linguaggio. Abbiamo un reparto di neuropsichiatria. Forse se ci sono 2 neuropsichiatri è troppo. Un'utenza che sta aumentando giorno dopo giorno e non siamo in grado di dare risposte. Che cosa parliamo? Cioè non si può a questo punto. Quindi io spero veramente che le cose cambino, che si parli con chi veramente ne capisce e soprattutto che la politica vada fuori dalla sanità, perché comunque do la parola un attimo a Francesco. Grazie. Al presidente dell'OP, Grazie, buonasera. Colgo l'opportunità odierna, evitando il fondaggio con lei, Ministro, ben attenti appunto a un commento dell'Europa per un intervento autoreferenziale. E io sono convinto che prima degli interessi della professione che rappresento sia questa occasione prospettica il momento di discutere, come ha fatto anche la collega di Iglesia, di discutere dei diritti dei cittadini e delle cittadine in un territorio vivace, cercando comunque di contestualizzare alcune situazioni, un'area considerata marginale, geograficamente marginale rispetto al cagliaritano, quindi limitata dalla provincia di Cagliari, satellite della sanità dell'area metropolitana. E questo noi non lo possiamo accettare, perché non ci ha piegato la crisi industriale, abbiamo reagito alla crisi
industriale e non ci piegheranno, non metterà dietro la salute questa concezione periferica della nostra autonomia politica. Per fare questo, per superare questo momento, però lo dico anche al sindaco di Carbonia e al consigliere comunale di Iglesia, c'è da fare sinergie, da con l'Iglesia su questi passaggi hanno cercato strade un pochino diverse, e nemmeno mi dedicherò, Ministro, a rappresentarle una lista di richieste e di desiderata. Io ritengo appunto come Ministro lei sappia benissimo cosa c'è da fare in questo territorio e che non debba sapere da noi, così come dopo acquisito il fatto che abbia assolutamente contezza del valore degli operatori, degli infermieri, dei tecnici sanitari di questo nostro territorio. Stamattina alla sede di Carbonia hanno smontato la notte più di 3 infermieri, 40 hanno preso servizio questa mattina, 30 sono in turno questo pomeriggio, 20 prenderanno servizio questa notte, quasi altrettanti all'ospedale di Iglesias. Una comunità silenziosa, competente, laboriosa, a volte mistratata, che non appare ma che garantisce il corretto e indispensabile movimento dell'ingranaggio assistenziale. Ingranaggio assistenziale che noi auspichiamo venga recepito diciamo, nella prossima composizione del Consiglio regionale, perché tutti gli operatori di questo territorio meritano di essere valorizzati. Le proponiamo quindi una lettura proattiva dell'organizzazione della sanità nella nostra provincia, e prima di pretendere da lei, da candidato al governatore della Regione Sardegna, dei sindaci, insomma dei candidati consiglieri, un atteggiamento credo che sia doveroso da parte dell'ordine istituzionale comunque di mettersi prima di tutto noi in discussione e cercare di essere, non dico d'esempio, comunque di lavorare per un modo d'agire diverso. Quindi i infermieri cittadini che sono al servizio del Ministro della Salute, che sono al servizio del Servizio Sanitario Nazionale e che sono al servizio del Servizio Sanitario Nazionale perché noi siamo prima di tutto i violazionisti del Servizio Sanitario Nazionale, perché utilizziamo come cittadini, perché siamo anche cittadini, servizi erogabili, finanziamo il servizio perché siamo contribuenti e stiamo godendo dei diritti politici di cui il 24 di febbraio. Quindi diciamo che siamo una pedina centrale di questo meccanismo. Accenderò brevemente alle comunicità, alle famiglie di famiglia e alle società di comunità e alle case della salute. Sul discorso di Iglesias io ho fatto un intervento, mi sono preparato un intervento che non toccava diciamo, punti specifici. Il Consiglio si è dimenticato di dire che al CTO Iglesias i deceduti del CTO non possono usufruire della camera mortuaria, sono trasferiti in ambulanze che assumono la responsabilità, come sempre di quello che dico, il spreco delle regolamenti di questa mortuaria che dovremmo come ASL e come comune di Iglesias monitorare, perché siamo tutti quanti bravi a mettere a cui la multa al baretto che non c'ha il vaccino, piuttosto che la vaccinazione effettuata, piuttosto che trasferiti a 4 km di distanza in ambulanze dismesse. Se venisse il direttore del Ministero a Cicchio, probabilmente ha ragione la collega, una cosa sarebbe colta. Non possiamo non chiederci se sia possibile non solo curare ma anche prendersi cura delle persone con patologie croniche. Non possiamo non chiederci se è possibile che siano sentite non solo per quanto riguarda i sintomi specifici ma più complessivamente. È possibile assistere a beni cronici nel nostro territorio dove finora molta parte dell'assistenza domiciliare è lasciata alla buona volontà di famiglie, pazienti e degli stessi operatori, e noi crediamo che sia tanto possibile quanto necessario, ed è necessario darci anche, diciamo, come operatori, non dico una mossa, però richiamare ad ogni occasione come questa che non possiamo rimanere fermi al palo dell'efficacia e dell'appropriatezza, ma non solo per noi, diciamo, per il ruolo che svolgiamo come operatori, quindi inseriti all'interno del contesto generale, ma per rispettare la vita della persona, utente del Servizio Sanitario Nazionale e della sanità privata, perché in questo territorio è importante, c'è una fetta importante di sanità che riguarda la sanità privata, sia nel SUCIS che nell'Iglesiente, e che merita, per quanto ci riguarda, la stessa attenzione del pubblico. Sottolineo quindi la necessità di un cambio culturale, una visione più ampia e coraggiosa che prevede
un esteso e corretto impiego degli infermieri e delle professioni sanitarie e tecniche, in quanto le loro competenze sono spesso inutilizzate, non conosciute, non valorizzate e meritano invece di essere rilanciate anche con nuove specializzazioni. Però anche noi come operatori dobbiamo ripensare un attimino al nostro inserimento nella dimensione ambientale, ad esempio delle cure extra ospedaliere. Non siamo poi, come dire, proiettati a lavorare in entità a sé stanti, siamo inseriti in equipe multidisciplinari e abbiamo, credo, il dovere di rafforzare questo rapporto interprofessionale per seguirlo, migliorarlo e difenderlo. Sull'ospedale di comunità, il nostro territorio ne è previsto uno, non si sa quando verrà formato, sono previste 4 case della salute, ne abbiamo una operativa, 2 sono state annunciate e una non è stata, di una non so niente. Una è stata inaugurata, l'ordine delle professioni infermieristiche di questo territorio non è stato invitato né all'inaugurazione della casa della salute di Formigmaggiore e neanche alla presentazione in pompa magna delle case della salute di Giba e mi sembra di Capoforte. Ed è proprio invece nella comunità che si rafforza il ruolo non solo gestionale ma clinico degli infermieri e degli operatori sanitari, sociali e tecnici. Quindi questa strada di confronto, come diceva il Consiglio Comunale di Grigias, è assolutamente da percorrere e ineludibile, non si può rimandare, c'è da collaborare. Sull'infermiere di famiglia, che anche nella nostra provincia, quindi su Cisigliese, ma meglio sud Sardegna, poi fare una pesatura su questo, è necessario, è auspicabile l'inserimento dell'infermiere di famiglia sull'esempio della regione Lombardia, Piemonte e Toscana. Quindi io spero che il prossimo giro di giunta regionale ci siamo concentrati su questo tema. Con l'infermiere sono l'unico qua, dico una cosa impopolare sull'infermiere di famiglia, ovviamente l'infermiere di famiglia è libero professionista, perché il dipendente del Servizio Sanitario Nazionale continua a fare il dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nella sanità privata, l'infermiere di famiglia deve essere un libero professionista o convenzionato come non sono i medici di medicina generale. Applicando l'infermiere di famiglia noi stiamo calcolando 706 nuovi posti di lavoro, allargando la provincia di Sud Sardegna, perché c'è anche questa anomalia, Ministro, cioè Carbonia è il capoluogo della provincia di Sud Sardegna. Qui stiamo ancora ragionando molto spesso come provincia di Sud Cisigliese, che aveva 127.000 abitanti e 23 comuni e che adesso invece è il capoluogo di 357.000 abitanti e 123 comuni. È Cagliari che in realtà è limitrofa alla provincia di Sud Sardegna, che è la sua vita quasi tutta. Su questa cosa concludendo, per migliorare il sistema salute, noi come ordine, come infermieri, qualora avessimo tutti i presupposti, ce la assumiamo l'onere come oggi, come in altre occasioni, di misurarci con gli attori della politica. La sanità è un costo solo nei limiti delle sufficienze, come si diceva prima, viene insieme dei suoi amministratori, ben coordinata, e invece un grande investimento in termini di salute. Non può essere posta con un'altra aziendale in essere nel riordino della rete ospedaliera senza gli attori di assistenza e di organizzazione del lavoro al posto giusto e valorizzati. Non siamo controparte di alcuna istituzione, non siamo particolarmente ostili a nessuno delle temi che insistono nel Sud Cisigliese e nel Sud Sardegna. Riteniamo che si devono garantire i livelli di qualità e sicurezza degli ospedali, cercare di rivedere anche DM 70 2015, foriero di un certo dibattito politico proprio in queste ore. Siamo per l'integrazione tra ospedali e territorio, siamo per l'integrazione e il rispetto tra professionisti. Ci domandiamo come mai i direttori di distretto nel nostro territorio non siano stati nominati. Siamo per un rafforzamento dell'emozione delle cure. La collega prima richiamava l'idea del primo e del secondo livello. Francamente ci sia il primo livello al secondo o viceversa, interessa poco. Interessa al cittadino che entri in un servizio in un ospedale di Carbonia o di Vils e che abbia un sorriso, un'assistenza che si merita, diciamo, un ritorno anche in termini di prestazioni di quanto appunto ha contribuito nella sua vita lavorativa, che le liste d'attesa siano ridotte e quant'altro. Di questo bisogno, poi chiamiamolo come vogliono, l'idea del primo o del secondo livello non è importante, basta che gli eventi di degenza siano sicuri, affidabili e funzionali.
Siamo contrari al minutaggio che il dimensionamento di infermieri OSS che l'ATS ha posto in essere, perché non è col cronometro che si danno risposte di qualità alla domanda di salute. Chi possiede progetti qui vede deve trovare in ATS e nelle istituzioni un interlocutore che ascolta, come diceva sempre il consigliere di Iglesias, piuttosto che un muro di gomma. Io spero di aver rappresentato in modo sintetico e fluido una parte del nostro contesto, con tutta l'autorevolezza che la giornata, che l'incontro odierno, l'invito che ho ricevuto, che abbiamo ricevuto come infermieri meritati. In questa comunità civica, prima elettorale, chiudo, un ordine infermieristico cerca di interagire con ATS Sardegna e ASL Carbonia e viene sistematicamente ignorato. Lavoratori della sanità pubblica, parità di funzioni, ruolo e stato di servizio con altri dello stesso profilo personale non hanno riconosciuto il diritto alla valorizzazione del loro contributo al funzionamento dell'organizzazione aziendale. Abbiamo decine, centinaia di operatori sanitari che da tantissimo tempo non hanno il riconoscimento del loro lavoro, quindi fasce retributive, posizioni di carriera e quant'altro. È una cosa indegna, non si può sentire. Abbiamo lavoratori della sanità privata che ricorrono all'articolo 1776 del codice civile, prevede riconosciuta la trasformazione delle loro retribuzioni e per tutta risposta vengono sanzionati e socchiusi dal servizio. Abbiamo sindacalisti che agiscono in chiave di questi lavoratori per il pieno rispetto del contratto collettivo e per il loro diritto alle retribuzioni puntuali. E che cosa succede? Succede che vengono licenziati. 4 sindacalisti di questo territorio sono stati licenziati e questa cosa non si può sostenere. Vi chiedo che sia un errore. La ringrazio per l'attenzione e ringrazio per l'opportunità. Ha sempre combattuto per tutti i disguidi, le disgrazie, le criticità di questa sanità del territorio, è stato sempre presente, ha posto, mi sembra, sul tavolo anche altri argomenti importanti relativi alle professioni sanitarie, alla valorizzazione, alla scarsezza di numero innanzitutto e anche alla loro valorizzazione. Abbiamo fornito al candidato alla presidenza della Regione Sardegna un bel bouquet di argomenti, cedo quindi la parola al primo insignere ministro. Grazie al ministro Grillo per la sua presenza. Vorrei dire una cosa per iniziare, Giulia. La dimostrazione come si può fare anche il ministro della Repubblica Italiana, addirittura un servizio essenziale della salute, pur essendo mamma da 3 mesi. Quindi la donna è anche... Allora, io ieri ero all'ospedale Paolo Merlo a Maddalena, ho visto che si dà fuori le problematiche in Siraia, le altre cose le conosciamo un po' tutti. E quello che mi colpisce di più da parte della gente è questo senso di abbandono, cioè questa sanità un po' così visitata, come se mi sa mancare proprio la fiducia e la speranza, ma anche quella sicurezza di vivere a casa propria, nel momento in cui uno sta male, non sa a questo punto, anche di volgersi, questo è il problema, soprattutto nelle zone che sono più lontane dai centri ospedalieri, dalle grandi città. E questa sanità così riformata non piace a nessuno, non piace a chi lavora, non piace gli assistiti, cioè noi cittadini, e adesso non piace più anche la politica che l'ha gestita fino adesso, così parrebbe. Non piace sicuramente il Movimento 5 Stelle, che vuole dare comunque sempre un segno di presenza e di attenzione e trasporto ai cittadini. Noi abbiamo un programma che è anche abbastanza essenziale in questa sintesi, dove si vuole riportare diciamo così, il servizio sanitario a casa quasi, nel senso che vogliamo rivedere quella che è la medicina ospedaliera, soprattutto per quanto riguarda anche le condizioni interne, per quanto riguarda le liste d'attesa, la capacità anche di fare diagnostica non solo da lunedì a venerdì, ma anche per poi, diciamo così, alzare le liste d'attesa anche nei fine settimana, come si fa all'estero. Io l'ho visto, io in Francia vedevo che facevano per assistiti normali, quindi comuni cittadini, pur di smaltire le liste d'attesa, le facevano a mezzanotte di domenica tranquillamente, non andavano, perché era la possibilità magari che avessero una risposta in tempi immediati per la diagnosi e per la prevenzione. Quindi anche questa possibilità è anche competenza, se vogliamo, della Regione Sardegna. E l'altro il discorso che poi abbiamo accennato è la medicina sul territorio, quindi che il malato cronico non acuto abbia la
possibilità e prossimità anche di casa sua di avere comunque una cura, e questo si può fare in ospedali comunitari, oppure anche con la presenza degli infermieri di famiglia, come era stato citato prima, e anche sburocratizzando il ruolo del medico di famiglia, perché molte volte anche per prendere una cardiospirina dobbiamo fare la fila, e questo mi sembra ancora una cosa assurda, se dopo magari una terapia che si continua per anni. E allora oggi la telematica, ma soprattutto la tecnologia ci consente di fare, ovviamente il paziente e il medico si conoscono, di fare, diciamo, avere la prescrizione, almeno per certi tipi di farmaci, tranquillamente stando a casa. O se vogliamo dire di farmacia di questo c'è nel nostro programma. Però la cosa più importante, secondo me, tra tante cose che sono accennate, è che noi abbiamo previsto anche la consulta di cittadinanza locale e regionale per mantenere saldi rapporti di collaborazione e controllo ai cittadini, con particolare attenzione alla verifica della soddisfazione. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Regione istituirà una consulta dove c'è sia la parte medica che soprattutto la parte degli assistiti non cittadini, che collaborerà e si interfaccerà con quella che è la nuova gestione manageriale, chiamiamola così, del servizio sanitario regionale, che non è più accentrata solo a una persona, che tra l'altro da quello che si sa non dialoga neanche più con l'assessore, fa tutto di testa sua, io sono lì che decido io. Quindi noi vorremmo comunque togliere questa capacità, magari anche un bravo professionista, per carità, perché la ragioniera abbiamo visto cosa fare, per carità, questo non lo voglio negare, però diciamo quelli che sono gli obiettivi sanitari, gli obiettivi politici della sanità devono essere gestiti da più persone, e noi vediamo queste persone, le direzioni sanitarie delle 3-4 ASL che volevamo ricostituire in Sardegna, più le 2 aziende ospedaliere universitarie e l'eccellenza del Brozzo, che quasi più eccellenza non è, per le spoliazioni che ha subito anche il Brozzo. In maniera tale che la linea politica, diciamo così, strategica, non politica, del servizio sanitario regionale venga decisa da più persone competenti e non solo da un ragioniere. L'altra cosa che volevamo fare è anche la competenza. Adesso è stato accennato che sono state le nuove nomine, quindi prima anche delle elezioni, quindi non è che abbiamo messo nuovi personaggi, hanno fatto la rotazione, chi era restante che sono andati Inglese, Scheda Inglese è stato a Carbonia e via dicendo, quindi sono sempre le stesse persone che hanno in mano la sanità. Quindi noi sardi sappiamo benissimo che è sempre stato in mano alla politica, ricordiamoci, noi vogliamo togliere la politica dalla sanità sarda, perché la politica sanità sarda è un centro del potere. Il fatto che noi arriviamo a spendere 4 miliardi di euro quasi all'anno e siamo tra le prime regioni d'Italia rispetto alla media nazionale di spendita, con del personale, e questo è il problema, la questione strana, il paradosso, che il personale sociosanitario e non sanitario che opera in Sardegna come rapporto a 100.000 abitanti più alto tra i più alti in Italia. Allora non si chiede. Allora stiamo bene, pensiamo di personale nella sanità sarda, invece non è così, perché molto personale purtroppo è tecnico-amministrativo, e questa è la verità. Quindi mettere in mano anche a una struttura enorme, gigantesca, qual è la sanità sarda, è un'operazione non semplice, è neanche facile, nel senso che ci vuole un percorso da iniziare, quindi non si può fare tutto in 6 mesi, questo mettiamocelo bene in testa, è importante partire con il piede giusto. La prima cosa da fare è, fin dove è possibile, togliere la politica dai centri di controllo sanitari, che sono sempre stati, diciamo così, male endemico della nostra sanità, e rivedere la sanità più a misura di cittadino, come spesso si dice, e verificare che queste cose vengono risolte. Ci sono tanti problemi. Ho incontrato a Restano dei ragazzi che rappresentavano più di 500 medici laureati in medicina che non hanno accesso alle scuole di specializzazione, e mi hanno raccontato: se noi non ci specializziamo non possiamo continuare il nostro percorso medico. Purtroppo c'è un problema di borse che sono limitate, c'è un problema che altre persone non sarde possono accedere alle scuole di specializzazione togliendo posti ai sardi, ma soprattutto non c'è un futuro certo, obbligando ai nostri medici, che adesso sono più di 500 senza specializzazione, a stare fuori Sardegna. Già non abbiamo specialisti in Sardegna, quei pochi che potenzialmente possono sopperire anche ai pensionamenti, sono previsti quasi 1200 nei prossimi mesi e anni di medici che andranno in pensione, e non c'è il cambio, diciamo così, generazionale, quindi le problematiche sono tante. Adesso non voglio togliere spazio al Ministro perché ci deve dire alcune cose anche sulla politica nazionale che ci interessano anche direttamente su questo aspetto qui. Quello che vi garantisco che se noi arriviamo a governare la Sardegna, la sanità che conosciamo oggi
diventerà un ricordo, mi auguro il più presto possibile, per ridare anche fiducia, come detto all'inizio, e quel senso di sicurezza che oggi non abbiamo. Grazie. Buonasera a tutti, mi alzo un attimo anche io. Ringrazio ovviamente Francesco, il sindaco, il presidente per me che ricordi vi ringrazio tutti dell'invito. Ora, come vedete, ho avuto, poco fa la dottoressa un attimo di stanchezza, perché ovviamente le notti insonni col bimbo piccolo sono normali, quindi mi scuso se mi vedete un po' fuori forma. Una cosa vorrei dire prima di tutto: per me ovviamente è un onore e un piacere essere in Sardegna, non è la prima volta che vengo, ci tengo a dire anche questo, sono venuta anche da parlamentare di opposizione, in particolare in questo territorio, a parlare proprio di sanità, e poi sono venuta in Sardegna anche per turismo, perché è una terra meravigliosa e lo merita tutto. Allora, la situazione è che abbiamo visto una situazione abbastanza drammatica, è inutile che io vi dico cose che non sono, voi la vivete sulla vostra pelle, e io girando un po' il paese vedo, raffronto, faccio il confronto con altre realtà, e questa è una realtà particolarmente deprivata, una realtà che ha grandi difficoltà. E questo poco fa, io proprio mentre voi parlavate riflettevo su questo, che è un po' anche doloroso, se vogliamo, no? Vedere queste differenze che ci sono tra regioni che hanno praticamente tutto, da tutti i punti di vista, tra l'altro, e regioni che non hanno niente. E dove anche un diritto essenziale, come quello alle cure, viene messo in discussione. Ed è per questo probabilmente che siete anche così tanti oggi. La sanità non è un argomento considerato dai media un argomento, loro dicono mainstream, cioè di interesse preminente nella comunicazione di massa, però insomma purtroppo o per fortuna tutti abbiamo avuto a che fare con la nostra sanità, e quindi sappiamo benissimo che in realtà il diritto alla cura e ad avere dei servizi efficienti è una delle basi, come il diritto all'istruzione, una delle basi per vivere in un territorio che si definisca un minimo civile, non dico tanto, però un minimo civile. E questo arretramento lo abbiamo visto tutti nei nostri territori, nei territori che sono notoriamente più ricchi, più floridi, si è visto di meno, si è visto pure, attenzione, però si è visto di meno. Il famoso appunto decreto ministeriale 70, che risponde comunque sia delle logiche di efficienza, ma chiaramente determinate dalla necessità di fare dei tagli, perché derivano dal decreto Balduzzi, che a sua volta venne fatto in un periodo storico in cui l'Italia con Monti dovette garantire ovviamente una riduzione della proiezione del debito cosiddetto all'interno di un quadro, una cornice europea che era portante in quel periodo, e piano piano a catena poi sono state fatte tutta una serie di norme che hanno ridotto tantissimo la spesa sanitaria. Questa riduzione in alcuni territori è stata fatta meglio, perché comunque il DMS 70 è stato applicato in tutta Italia e con risultati anche buoni in alcuni territori, altri territori appunto perché sono territori con delle particolarità, con delle peculiarità, e anche, ahimè, per carenze manageriali o per eccessiva intromissione della politica, perché la politica poi c'è in tutta Italia nella sanità, però anche lì ci sono dei territori dove è più mitigata la presenza della politica, e sono altri territori dove la presenza della politica è sicuramente preponderante. Se qui magari c'è un numero di amministrativi tecnici che è molto superiore rispetto alla media nazionale, forse qualcuno si dovrebbe interrogare se in qualche modo la politica, come in Sicilia, da cui io provengo, ha in qualche modo determinato che ci fosse questo squilibrio tra la parte amministrativa e la parte sanitaria, e poi si riflette nell'erogazione dei fondi. Quindi tutta una serie di aspetti oggi ci troviamo qui a riassumere nelle visite, che breve visite che ho fatto e che continuerò domani in un altro ospedale del vostro territorio. Sicuramente c'è da dire che io come Ministro a livello nazionale ci sono tutta una serie di cose che posso e devo fare,
una delle prime di cui appunto vi ha accennato Francesco. Sto cercando di risolvere il tema dei medici laureati che però non possono lavorare perché non riescono ad accedere o ai corsi di formazione di medicina in generale o alle scuole di specializzazione per poter prendere la specialità. In Italia abbiamo un sistema che non c'è nel resto d'Europa, che è ancora questo delle borse, per cui abbiamo il paradosso che pur avendo i medici laureati non possiamo utilizzarli e quindi molti servizi si bloccano perché mancano gli specialisti. L'altro tema, e poi con varie declinazioni sulla medicina generale che non sto qui a specificare perché sono tante, comunque varie incompatibilità, tutta una serie di ostacoli incredibili che poi si ritorcono contro il territorio stesso oltre che contro i sanitari. Un altro tema è quello del blocco delle assunzioni, che è una legge nazionale e che io ho cercato in tutti i modi di modificare, devo dire, diciamo, con la palla di tutto il governo, però mi viene continuamente bloccata dalla Ragioneria di Stato anche lì per calcoli ragionieristici tra virgolette. Però sta di fatto che senza il personale sanitario io non posso erogare le prestazioni. Noi ora veniamo dall'ospedale che abbiamo appena visitato e appunto ci diceva il dottore Ierna, che gentilmente ringrazio Salvatore Trovarelli, ci ha fatto vedere il reparto, quella dinamica fino a 2 anni fa aveva l'H24 e adesso funziona solo 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, perché manca il personale. Allora questi sono dei paradossi assurdi, perché c'è la struttura, ci sono i macchinari, peraltro anche abbastanza nuovi, perché sono di 4 anni fa, c'è la competenza per poter affrontare determinati tipi di urgenze mediche. Dire che non lo fai funzionare perché manca il personale, pure facendo correre dei rischi ai cittadini, poi magari devono essere pure trasferiti, ecco, veramente diventa un paradosso. Allora io non credo, io non sono un economista, non sono dentro la Ragioneria di Stato, però fatemi dire che ho visto tanti sprechi nella sanità, ho visto tanti sprechi a livello, diciamo, anche ministeriale, governativo. Allora non è il risparmio che hai assumendo 2 infermieri o un medico che ti cambia i conti di una regione, ti cambia i conti dello Stato, fatemelo dire. Non è potrei fare 1000 esempi, ma ho visto veramente sprechi immondi, tante risonanze comprate, chiuse dentro, mai utilizzate, i riparti realizzati e mai utilizzati, sprechi immensi, e poi non possiamo stare lì a dire che il problema è il personale. Soprattutto, qui ci sono gli infermieri che me lo può testimoniare, soprattutto sulla classe infermieristica siamo molto al di sotto della media europea. Come medici non siamo al di sotto della media europea, ma come età siamo molto al di sopra della media europea, perché i nostri medici sono tra i più vecchi d'Europa, quindi appena i nostri medici vanno in pensione, se non ci sbrighiamo, come sto tentando di fare io, di rivedere il numero chiuso di medicina, di cambiare il corso post laurea elevando le borse ma facendo direttamente l'immissione nel mondo del lavoro, se io perché sono ministro adesso io non mi sbrigo insieme al resto degli attori a fare questo, noi rischiamo che implode la sanità, perché senza il personale è fondamentale, senza il personale non esiste sanità pubblica. Ce la possiamo dimenticare, soprattutto quando c'è un privato che è più attrattivo, che con contratti molto più semplici da fare, con a volte remunerazioni più alte, naturalmente spinge, specialmente quando parliamo di aree dell'emergenza, spinge il personale ad andare a lavorare nel privato piuttosto che nel pubblico. Quindi a livello nazionale sono tutta una serie di cose che stiamo facendo. A livello territoriale chiunque erediterà la situazione sarda erediterà una situazione estremamente complicata, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, anche se sarà con il Movimento 5 Stelle, dovrà affrontare una sfida molto grossa dove giustamente i cittadini hanno delle grandi aspettative. Io dico questo, noi metteremo il massimo dell'impegno, quella che io chiamo l'obbligazione di mezzo, cioè dei mezzi di mettere il massimo impegno, l'obbligazione di risultato, ossia garantire diciamo, tutto a tutti diventa più complicato, anche perché le risorse sono quello che sono, la Sardegna si autofinanzia sulla sanità e quindi la partita è difficile. Quello che posso dire è che come Ministro appoggerò incondizionatamente la Sardegna, qualunque sarà ovviamente l'esito. Sono venuta qui in tempi
investimenti assolutamente non sospetti. Lo abbiamo fatto anche appena mi sono insediata sul tema della peste suina. Io naturalmente arrivo in una fase finale in cui già in Regione è stato fatto un grande lavoro con i forestali, i forensi, i veterinari, perché va riconosciuta la Sardegna, però anche io come Ministro ho cercato veramente di fare il massimo sforzo e continuerà questo sforzo nel 2019 insieme a Luigi Di Maio. Sono disposti a tornare a Bruxelles per discutere in Europa e sbloccare al più presto la situazione, quindi l'impegno e la vicinanza al popolo sardo non è in discussione. Come ho detto stamattina, vorrei anche che prima che si concluda questo mio mandato voglio portare a casa proprio per le regioni più deprivate i progetti e le edilizie sanitarie. Abbiamo 244 milioni di euro assegnati alla regione Sardegna, già assegnati, che devono solo essere spesi dentro presentazione di progetti, quindi sarà mia cura quella di essere proattiva affinché ciò avvenga e si potranno recuperare anche altre strutture qualora poi la riorganizzazione della legge ospedaliera lo prevede, attraverso l'utilizzo di fondi con contratti colline, fondi con Cassa Depositi e Prestiti, fondi della Banca Europea di Investimenti. Insomma, dal punto di vista infrastrutturale per la sanità i soldi non mancano, dal punto di vista del personale ci stiamo spendendo per fare superare il blocco delle assunzioni, che voglio dire anche questo eccetera. Recentemente, ci devo dire anche questo, chiuso una partita grossissima che era quella del payback, che è una cosa complicatissima, comunque è un contenzioso lunghissimo che aveva avuto lo Stato, in particolare le regioni con le case farmaceutiche, che facevano mancare dai bilanci regionali un totale di 2,5 miliardi, e quindi sono soldi di liquidità che presto entreranno nelle casse delle regioni, inclusa la nostra, quindi faranno respirare i bilanci regionali. Solo 7 mesi, piano piano io penso, spero che in 5 anni portare a casa tanti bei risultati e soprattutto di ridurre la distanza, facendo alzare la qualità dei livelli delle cure, la distanza tra le regioni più deprivate e le regioni virtuose. Poi guardate, questo non lo dico per piaggeria, anche regioni con grandi difficoltà come la vostra, come quella da cui provengo io, poi ci sono esempi virtuosi che vanno valorizzati e replicati, come quello che io ho visto ieri al Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari e che diciamo, vi invito davvero a conoscere e visitare. Ecco, quindi non ci piangiamo sempre addosso, perché insomma delle cose buone le sappiamo fare pure nelle c'ha problemi con Andrea também. Va bene, 2 telegrafiche perché sembra veramente faticoso ma proprio che telegrafiche. Magari qualche cittadino, se c'è qualche cittadino No, io sto riportando una domanda. Proprio ieri parlavo con il papà di un bambino affetto da una malattia rara, che ha la sfortuna di avere, tra l'altro è già una malattia molto rara, ma una variabile unica al mondo, cioè l'unico al mondo ad averla così. E mi chiedevo cosa possiamo fare, oltre che su scala nazionale, su scala regionale, per aiutare le famiglie che vivono questi disagi, in considerazione del fatto che chiaramente la ricerca si muove poco perché sono in pochi e quindi chiaramente non muovono i grandi interessi delle grandi case farmaceutiche, e come è possibile alleviare e sostenere il percorso drammatico di queste famiglie che a volte devono attendere il peggio, a volte cercano comunque disperatamente di collegarsi col resto del mondo per sapere se ci sono speranze, se qualcuno nel frattempo è andato oltre, eccetera. Quindi come possiamo aiutarli? Vabbè, c'è l'altra domanda. Un'altra domanda posso fare? Io voglio chiedere al Ministro se in tempi lunghi ci può essere la possibilità di rivedere i criteri che hanno determinato il DN70, perché da quanto lei stessa dice ci sono delle regioni dove l'applicazione è problematica, e non credo perché ci sia sempre la cattiva volontà degli amministratori,
Quindi potrebbe essere che la Regione Sardegna, se un domani Francesco fosse il presidente di questa amministrazione, possa portare avanti un discorso a lungo termine, perché bisogna programmare, non si può fare tutto in tempi stretti, ma ci possa essere almeno in te la possibilità che la Regione Sardegna porti avanti una rivendicazione, magari insieme ad altre regioni, in cui si possa rivedere questi criteri, magari rendere più adattabili a certe esigenze in questa nazione che è talmente ampia e talmente diversa che è difficile avere un unico decreto. Grazie. Allora, rispondo velocemente sul tema delle malattie, ovviamente è un tema molto complesso, perché si va dall'assistenza farmaceutica all'assistenza generale per questi pazienti. Quello che posso dire è che noi come Ministero per la prima volta dopo tanti anni abbiamo invertito la rotta sugli investimenti in ricerca sanitaria. Abbiamo investito quest'anno circa 8-10 milioni in ricerca sanitaria indipendente evidentemente, quindi non finanziata per motivi di profitto, e a breve l'Agenzia Italiana del Farmaco anche lì avvierà dei piani di ricerca per la ricerca indipendente, quindi poi bisogna vedere i tipi di progetti che verranno realizzati. Sulla patologia specifica ovviamente non so di cosa stiamo parlando, ci sono dei centri in Italia altamente specializzati che non so se sono nelle condizioni di assistere il bimbo, però sicuramente si può provare, insomma avranno provato, i genitori staranno cercando, poi naturalmente il Ministero all'ATER se ha bisogno, come anche in altri casi, è sempre vicino alle famiglie dei cittadini sole che hanno questi problemi così importanti. E sul tema del DM70 noi abbiamo già detto nel patto della salute che siamo disposti con le regioni, che chiaramente le regioni ce lo devono pure chiedere, nel senso che io come ministro poi posso come dire registrare in alcuni territori, l'altra volta sono stata pure in Abruzzo, anche lì, ma non solo, comunque già è una cosa che già sapevo, in Basilicata, in Puglia, in diversi territori ci sono problemi sull'applicazione del DM70 proprio per le caratteristiche strutturali del territorio. Quindi va bene se c'è una concordanza, oltre che ministeriale, anche delle regioni, di vedere alcuni punti. Chiaramente lo stravolgimento totale diventa complicato, perché comunque una razza, il decreto ce l'ha, quello che giustamente ha detto benissimo il sindaco, bisogna essere anche in un certo senso elastici per capire, per adattare poi alle esigenze dei singoli territori. Abbiamo già detto che avremmo rivisto una parte di percorso sulle deroghe dei punti nascita. Ho detto l'altra volta in Abruzzo che sul tema dei piccoli ospedali, laddove ci sono particolari condizioni relative all'emergenza, perché se noi non siamo in condizioni di garantire l'emergenza o di garantire le reti dipendenti eccetera, e lì bisognerà fare un ragionamento. Poi guardate, ovviamente insomma in abbondanza di soldi tutto si può fare, ecco, quindi poi bisogna anche capire che le risorse sono quello che sono e magari i nostri sogni vorremmo fare tutto, però se le risorse non ci sono, e io questo ci tengo a dirlo realisticamente, la forza di governo, la forza che si appresta a governare, si appresta che i cittadini insomma sceglieranno di non fare promesse, ecco, che di tenere tutto aperto, facciamo tutto, perché veramente non è sostenibile economicamente, non ha senso di una cosa del genere. Però usare meglio le risorse e soprattutto non deprivare i cittadini di servizi non è il tema, come diceva bene la dottoressa, dove fai qualcosa, il tema basta che fai quel qualcosa, che la fai bene senza rendere impossibile la vita. Sicuramente Francesco ha toccato un aspetto che io ritengo fondamentale, che è quello della consulta, cioè quello di aprire un dialogo stretto con i cittadini, ma soprattutto con gli operatori sanitari che conoscono bene le realtà locali e che spesso hanno la soluzione loro pronta nelle mani, che magari se nessuno va e gli domanda evidentemente non verrà mai conosciuta quella soluzione. Quindi il confronto con gli operatori sanitari secondo me è fondamentale, e anche con i cittadini diventa fondamentale, perché anche se si devono fare delle scelte in alcuni casi complesse, con ovviamente sempre mantenendo fermo il punto dell'erogazione dei servizi, se viene fatta in collaborazione con i cittadini nel un confronto diretto, onesto e sincero, io credo che diventi molto più semplice per tutti realizzare una vera riforma condivisa della sanità. Altrimenti chiaramente uno si chiude insomma in un bunker e dice io devo fare, i calcoli sono questi, arrivederci e grazie,
insomma quello non lo penso che non lo accetterebbe nessun popolo in maniera buona, in maniera positiva. Quindi questo sicuramente l'impegno da questo punto di vista è massimo. Poi i tecnici del Ministero, come ho detto a Francesco, saranno a disposizione in qualunque momento per la Regione Sardegna per venire incontro ad aiutare in tutti i settori possibili. Grazie.